queste cose per esempio voi non le vedete sulle TV nazionali, io vado a ricercarle, perché vedete quello che vedremo ora, e qua non significa spargere l'odio, no, quello che vedremo ora, se andremo avanti di questo passo, non sarà difficile nemmeno vederlo dappertutto. La supremazia estera nei confronti degli autoctoni. Questo è accaduto a Torino. Messa a ferro e fuoco parte della città. Prego. Informarsi, così noi possiamo organizzarci. La cosa che dicono loro è che voi siete qua a prendere uno Stato, delle risorse che non sono vostre e loro sono è bugiardo. Questa è un'istrumentalizzazione per sgomberare questo posto, capito? Ma non è così. Loro dicono che noi abbiamo 20 euro ogni giorno, ma è falso, è falso. Hanno chiuso i centri nel 2011, 13, l'immigrazione del Nord Africa, abbiamo occupato questo posto con l'aiuto degli altri, che loro non sono mai venuti per anche chiedere come noi viviamo. E oggi loro vengono per fare che cosa? Senza un appuntamento. Abbiamo bisogno di un appuntamento, non è che noi siamo contro loro. Il modo di farlo non è bene. Perché lo fanno? Dici che c'è questo problema della destra in Italia che è razzista, cioè dici che voi non dovete stare qua. E perché? E perché? Non abbiamo problema con i vicini. Niente, e siamo qui. Dicono che c'è spazio in questa palazzina, c'è incestazione, quindi ci sono tante cose che non vanno, per cui se la prendono. Noi qui abbiamo fatto una richiesta per avere la residenza e loro sanno le persone che spacciano fuori dai giardini, se loro fermano una persona che spaccia devono anche chiedere la sua residenza. Se lui ha la residenza via la casa comunale 3 e così va bene, possiamo dire, ma loro arrestano delle persone che non hanno la residenza qua e che dicono che vivono qua e loro subito dicono Questi si caricano, si mettono in condizioni di non nuocere, poi si caricano e si riporta a casa loro. Non vogliono scendere? Paracadute, calcio, fine. Fine. Poi dicono che io sono strambo. No. Siete voi che siete pecore. Io vedo bene, vedo più in là. Io vedo più in là. Queste cose qua non dovrebbero accadere. Accadono qua perché c'è il permissivismo. Io ho occupato quella... Chi ti dice è tua? Occupare cosa? Ma lo sapete che al mare, anche queste notizie che vengono tenute sotto silenzio, che al mare... Anche nelle nostre spiagge, oramai è abitudine da parte dei titolari di queste seconde case di andare giù durante la settimana per vedere se non sono entrate persone. E hanno scoperto che sono entrate persone con famiglie all'interno di appartamenti a Bibbione e Lignano? Lo sapete o no? Prego. Sì, Raffaele Padrone, vicesegretario nazionale della UGL Polizia di Stato. Una situazione al limite ormai in gran parte delle città d'Italia. C'è il rischio che diciamo, questo costume o malcostume emigri anche a Pordenone? Quello che abbiamo visto nel filmato, grazie a Dio, non si è ancora ripetuto a Pordenone, non si è ancora ripetuto nella città di Pordenone. Certo è che se le lasciamo organizzare queste persone, questi soggetti, li lasciamo organizzare e gli diamo lo spazio per potersi organizzare, quale spazio? Quello dei diritti, perché praticamente come mettono piede nel territorio italiano hanno tutti i diritti, o meglio, si prendono tutti i diritti. Abbiamo sentito prima il sindaco di Azzano X che chiaramente ha le mani legate su una disposizione di legge e ha fatto bene a dire, quelli di destra, di sinistra e di centro, che legiferano queste leggi, facciano in modo che queste persone non possano più ottenere il benefit della nostra regione. Ecco. E poi per quanto riguarda il discorso della sicurezza che faceva chi mi ha preceduto, direttore, lei era lì presente, è stato l'unico che ha alzato la voce durante la conferenza. Io credo insomma che dovremmo dare ascolto alle parole che ha detto Alfano, ma attenzionarle molto. Ha avuto l'occasione lei di parlarci con Alfano? Ma io
non ho parlato personalmente. Io dopo torneremo No, io ero lì presente perché ero responsabile nella scorta e quindi però le solite parole dopo il buongiorno, buonasera sono state fatte. Io ho detto questo ad Alfano: voi avete 900, perché forse questa è una notizia che diamo in più, voi avete 980 persone che sono state già ritenute idonee da un anno, direttore, da un anno. Lui oggi di queste 980 persone, chiedo scusa se rubo 2 secondi, ma bisogna dirle, perché lui ha promesso che arrivino 10 persone. Allora qua c'è da ringraziare comunque Isidoro Gottardo, l'onorevole, che si sta dando da fare e spero che lo faccia ancora e che stia dietro a queste notizie. Dovrebbero arrivare delle persone. Allora io le dico 2 cose. Primo, questi movimenti sono gli ultimi da 1 anno e mezzo, non ce ne saranno altri movimenti di poliziotti da qua 1 anno e mezzo, quei famosi 1500, 1 anno e mezzo non ci saranno. Le uniche persone che potrebbero arrivare, e lo dico proprio forse le persone più interessate che ci possono dare una mano, sono 30-40 persone che stanno facendo un corso di agenti dismessi dalle Fiamme Oro, che potrebbero dare una mano, ma non possono arrivare certo le unità promesse, arriveranno alcuni uomini che potrebbero andare a chiudere un po' il cerchio per qualche tempo, perché sono 16 che sono andati via, 11 ne andranno via al 2017, vediamo se almeno riusciamo a portare a casa qualcosa. Questo è l'importante, che sono lì fermi, direttore, 600 persone. Grazie a voi. Allora, alla prossima settimana, Grazie. Carabinieri di Caorle hanno denunciato